ferro si solleva e non c'è il rischio che si rompa. Qua solo lasciato asciugare bene, così. E poi cotto. Ok. Io facevo, non capivo sabusa, non capivo. Io sabusa. Un'altra pasta che facciamo qui, facciamo un maloretto, no? Anche. Ci mangiamo adesso, più tardi. Ah! Per adesso proprio. Ma io cosa faccio così tutto? Quello è già facile farli. Là. Maloretto? Sì. Anche così la pasta, l'antica la facevano là. Io ricordo mia madre Là. che lo faceva. Basta le Tutta così, per quando si sposavano le là. Tutta così. Ma quello è per fare le lorighittas. Anche per fare le lorighittas. Che le mettevano così. Sono tipo le trofie, quelle che sta facendo lei. Solo per la camicia, infatti non la so fare. È bellissimo per la camicia. Fatto per fare il rifugio. Questo è il rifugio. Passaggio. C'era qualche caserma qui vicino. Allora, no, ci sono stati di stanza i soldati qui a Musacchi. Sì, ma qui in questa zona qui In c'era queste zone, sì. distanza. Perché c'era la batteria contraerea in quel monte lì su, una, a difesa dell'antica Ozzorei, una lì, Ozzorei, un'altra in Cragoro, poi ne avevamo. Sono comunicati sotterraneamente i bunker antiaerei, sono comunicati Ma sotterraneamente. questo è sicuramente un rifugio per la gente. Perché quando tutti scappavano dalle loro case, quando partiva l'allarme, capito? Sì, sì. E molti del vicinato si vedevano. No, fa piacere. A casa poi ho sempre conserve di tutto, no? Allora, gira. Sì, sono comodissimi. Puoi abbassare poco. Aspetta, Dici un po'. È centrale. È troppo in avanti. Aspetta. Ok. Susa, dillo, è troppo in avanti. Ti va bene? Ti va Troppo dietro. Solleva giù, guarda, aspetta. Vai, abbassa. Aspetta, Dimmi tu. Va benissimo. Va bene, te lo senti. Metti la mano. Ah, scusa, fuori. Scusa, Ok. No, è per non rovinare la randa. No, la devi mettere dentro. no, Fuori, il terranda. Fai tranquillo che si butta, se no. Sicura, Vede, fermo. sempre. Guarda, non ti guardate qui, guardate voi, va bene.
applauso. Vieni vicino a mamma, Diego, guarda davanti. Facciamo entrare i bambini.
Essere accorsa chi è
In questo momento vedete la preparazione del nostro piatto tipico. La preparazione parte ovviamente dalla preparazione della pasta fresca. È una pasta che viene fatta in casa con acqua, semola e sale. Vengono fatte delle sfoglie che poi vengono tagliate a formare dei piccoli tagliolini. Poi la pasta viene lasciata essiccare in casa ed è quella che poi verrà utilizzata appunto per preparare il nostro piatto tipico suzuku. Cos'è suzuku? Suzuku è una pasta che viene cotta nel brodo, un brodo di carni miste, e al brodo vengono aggiunti due ingredienti principali che sono il formaggio e lo zafferano. Una volta che il brodo viene portato
ebollizione viene aggiunta la pasta e le nostre cuoche diciamo si regolano affinché venga messa la pasta necessaria affinché il suzuku non sia troppo brodoso ma non sia neanche molto asciutto. Una volta che è stato messo il tanto di pasta necessario viene aggiunto il formaggio fresco. Si tratta di formaggio che non viene messo in salamuglia ma viene lasciato per alcuni giorni, come si dice in sardo, a ghiadare. E poi una volta che ha raggiunto il grado giusto diciamo, di acidità è pronto per preparare il suzuku. Uno degli ingredienti principali, come vi dicevo prima, è appunto lo zafferano. Lo zafferano viene messo sia nel brodo, ma viene messo anche poi a guarnire il piatto dopo che la pasta viene fatta bollire nel brodo, viene ricoperta interamente con fette di formaggio fresco e poi sopra questo viene aggiunto lo zafferano squagliato in un po' di brodo che le donne lasciano prima quando appunto mettono il brodo. Suzuku è il nostro piatto tipico, il nostro piatto principale. Le occasioni di preparazione ovviamente prima erano poche. Stiamo parlando delle feste principali, cioè di Pasqua e